Si è appena conclusa la partita dei 32esimi di finale in gara unica di Coppa Italia tra Udinese e Catanzaro. L'Udinese accede ai 16esimi dove affronterà la vincente di Cagliari-Palermo. 4-1 il finale. Un primo tempo classico da inizio stagione dove le tossine della preparazione si fanno sentire. Si gioca a senso unico anche se i lupi di Calabria non sono di certo saliti a Udine per fare le barricate. Al nono Lovric segna il primo gol ufficiale, amichevoli escluse, al Friuli in questa stagione 2023-24. Una serpentina sulla destra di Zaraga, palla in area e per lo sloveno è un gioco da ragazzi metterla dentro. Tutto bene, nemmeno per idea. Palla al centro, si riparte con il Catanzaro in avanti e Vando Poete dai 16 metri sorprende Silvestri per il pareggio dei calabresi. L'Udinese cerca di nuovo la via del gol, ma vuoi la mira, vuoi la buona guardia di Fulignati, si va a riposo sul pareggio. Nella ripresa il canovaccio non cambia, ma alla prima distrazione calabra Beto non perdona. Il centravanti si beve due avversari e dai 16 metri scarica un destro teso che non lascia scampo, 2-1. Al 64esimo la partita virtualmente si chiude, ennesima manovra d'attacco bianconera e Beto viene steso in aria, rigore netto, dagli 11 metri Taubin non sbaglia e porta il risultato sul 3-1. Ultimi 10 minuti per Lucca che si mette subito in mostra con giocate davvero rapace dell'area di rigore. Lo stesso timbra il cartellino in pieno recupero con un pallonetto dolce che scavalca l'estremo difensore avversario e si insacca per il 4-1 finale. Ora il pensiero rivolto alla Juventus per la gara d'apertura del massimo campionato, in programma domenica sera alle 20:45 allo Stadio Friuli. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonasera.